È un weekend da bollino nero, questo già iniziato, con le società autostradali che prevedono 4 sabati da bollino nero e 10 giornate da bollino rosso. Al via dunque il grande esodo estivo. Saranno più di 2 milioni i turisti che percorreranno la rete autostradale di Autostrade Alto Adriatico nei fine settimana, più di 200 le persone impegnate a gestire il traffico per weekend. L'esodo tra luglio ed agosto, quindi tendenzialmente dovrebbe essere quello con il maggior volume, anche se appunto oggi mi chiedevano qual è la partenza intelligente, io me ne sono uscito con una battuta e non partire. I consigli della polizia: partire corazzandosi di tanta pazienza. È facile prevedere tempi di percorrenza notevolmente più lunghi del normale, quindi chi si mette in viaggio non faccia il calcolo su un'ora, 2 ore, però si può tranquillamente allungare il viaggio. Quindi partiamo attrezzati, che significa partire sereni, calmi, tranquilli, partire per tempo se abbiamo la nave, abbiamo l'imbarco, abbiamo altri mezzi, quindi partire rifocillati, partire con l'acqua a bordo. Il divieto di transito per i mezzi pesanti è in vigore sabato 29 dalle 8 del mattino alle 16 e domenica 30 dalle 7 del mattino alle 22.